Il coordinatore cittadino di Forza Italia di Raffadali e il presidente del Consiglio Comunale Santino Cuffaro Farrugia, i consiglieri comunali Maricetta Casalicchio e Salvatore Cacioppo e tutto il direttivo del Partito Azzurro interrogano il sindaco Silvio Cuffaro sull'interruzione sin da maggio scorso dei lavori nel cantiere di riqualificazione e consolidamento del rione Barca, consegnati il 14 settembre del 2021 per circa 9 milioni di euro da completare nel febbraio 2023. Cuffaro, Farrugia, Casalizio e Cacioppo affermano: quando il cantiere è stato inaugurato il sindaco annunciò che sarebbe stata la più importante opera della sua sindacatura e che la zona sarebbe stata arricchita con aria a verde, giochi per bambini, strutture sportive. Ebbene, i lavori non solo sono in grave ritardo, ma da maggio scorso, affermano i rappresentanti del comune di Raffadali, sono interrotti. Gli abitanti della zona sono costretti tra disagi, polvere e detriti. Abbiamo compiuto un sopralluogo su sollecitazione degli stessi residenti e abbiamo verificato quanto adesso si interroga, scattando anche delle foto che state vedendo a testimonianza.